Comincia bene il 2017 per Trenitalia, almeno per quanto riguarda la Regione Veneto. È qui infatti che la principale società di trasporto passeggeri in Italia ha raggiunto il suo indice di affidabilità più alto, puntualità media 93% e livello di soddisfazione dei passeggeri oltre il 91%. Questo è quello che si evince da una ricerca effettuata da una società esterna al gruppo Ferrovie dello Stato e che ha preso in considerazione il primo bimestre del 2017. Se si tenessero in considerazione solo i ritardi imputabili a Trenitalia, inoltre, la puntualità raggiungerebbe il 97,4%, con una crescita media di 2,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo 2016. Ma cosa ne pensano i passeggeri? Io sono una pendolare, viaggio per lavoro tutti i giorni da Canegrate a Milano, parlare di affidabilità mi sembra un po' eccessivo. Diciamo che ci adattiamo, anche se spesso e volentieri viaggiamo come carro bestiame. Non è tanto un tema di ritardo, perché quello forse non dipende neanche da Trenitalia. Penso che sia un tema di servizio che forse un po' sta migliorando se si viaggia nelle classi adeguate, altrimenti no. Rispetto magari agli anni scorsi in cui ci sono stati dei ritardi, io ultimamente non ho mai avuto problemi, insomma. Secondo me non è un buon servizio, anche per quello che spendi dovrebbero essere più puntuali, specialmente con le frecce, invece anche quelle sono sempre in ritardo e quindi si perdono le coincidenze, poi per noi studenti è sempre difficile. Buon viaggio, le carrozze pulite, il personale disponibile quando serve e soprattutto i ritardi non presenti, quindi mi sembra che se si dovesse continuare così, dati i periodi precedenti decisamente più catastrofici, si parla sempre di cose negative in Italia. In questo momento mi sembra che almeno per quanto riguarda i treni, per quanto riguarda la mia esperienza, tutto vada positivamente.